Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. È stato ritrovato senza vita il padovano, classe 1998, disperso da ieri sul Montasio. Grazie al fiuto del cane Asia, che è stato portato sul nevaio sottostante l'attacco dello spigolo Day e Peters, la via che il giovane aveva intenzione di scalare in solitaria ieri nel gruppo dello Yoff Fuart, è stato possibile concentrarsi su una buca presente sul manto e individuare il corpo sul fondo della stessa, in corso il recupero della salma. Non ce l'ha fatta il 17enne kosovaro caduto dalla finestra della propria camera al Civiform di Cividale del Friuli nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Un volo di 5 metri che dopo 3 giorni di agonia gli è stato fatale. È deceduto nel tardo pomeriggio di ieri nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta. I primi approfondimenti degli investigatori sembrano comunque escludere il coinvolgimento di altre persone nella morte del giovane kosovaro. Indagini comunque tuttora in corso. Un allenatore di nuoto è stato denunciato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di un atleta 14enne. L'episodio sarebbe avvenuto un anno fa nella capitale in una camera d'albergo. Ieri si è svolto l'incidente probatorio in procura a Roma. L'atleta, una ragazzina friulana, ha ribadito le accuse di fronte al giudice, il pubblico ministero e gli avvocati. Gli abusi, ha raccontato la ragazzina, mentre era assistita da uno psicologo, sarebbero avvenuti nella capitale in un albergo in zona Prati, mentre lei era in trasferta con l'istruttore, un 26enne, e la sua squadra di Udine per partecipare a una gara nazionale. La confessione dell'accaduto è stata fatta dalla ragazzina ai genitori soltanto al rientro in Friuli. Immediata la denuncia all'autorità giudiziaria. Completato in via Ascoli 16, nel centro storico di Gorizia, l'intervento di recupero dell'edificio nella zona anticamente denominata Comunità del Ghetto, al cui interno sono stati ricavati 6 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui uno destinato a persone portatrici di handicap e progettato secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e situato al piano terra. L'intervento, costato complessivamente 935.000 euro, di cui 557.800 a carico di Ater Gorizia e 377.200 coperti dal contributo, ha previsto la ristrutturazione della parte interna dell'edificio, degradata progressivamente fino ad arrivare a condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. La parte dello stabile, propicente la via pubblica, era invece già stata ristrutturata nel 1986, ricavandone altri 6 alloggi e un'attività commerciale.